Chiusa Sclafani, piccolo borgo medievale arroccato tra le colline della provincia di Palermo, è un luogo che incarna l'essenza più autentica della Sicilia. Con una storia di oltre 700 anni di tradizioni radicate, è un borgo nascosto che merita di essere scoperto e raccontato. Il nome Chiusa deriva, secondo qualche storico, dalla sua posizione geografica situata tra colline. Secondo altri invece ha origine da un appezzamento di terreno, detto Chiusa, delimitato da mura dove il conte Matteo Sclafani allevava cavalli da utilizzare poi per scopi bellici. Il nome Sclafani invece fu aggiunto nel 1860 in onore del fondatore del paese Matteo Sclafani. La famiglia degli Sclafani era di origine germanica e giunse in Sicilia al seguito dei Normanni. Giovanni Antonio Sclafani era un capitano di Ventura al seguito di Ruggero II e fu lui ad iniziare la costruzione del castello di Chiusa, terminata poi dal figlio Matteo. Il primo agglomerato urbano sviluppatosi attorno al castello risale al 1320. Nel corso dei secoli il paese passò sotto il dominio di diverse famiglie nobili, tra cui i Peralta, i Cardona, i Gioeni e i Colonna. Ognuna di queste famiglie lasciò un'impronta indelebile, contribuendo a plasmare l'identità del paese. Chiusa Sclafani è un vero scrigno di arte e cultura. Il centro storico, con le sue stradine strette e i palazzi nobiliari, è un gioiello architettonico che conserva intatto il fascino del passato. Al di là del dubbio legato al nome, cosa che rende la cittadina più affascinante, Chiusa Sclafani presenta ancora oggi gradevoli caratteristiche urbane di tipo medioevale. Oggi il paese gode di uno sviluppo turistico legato alla sua posizione geografica ricadente ai bordi della riserva naturale orientata della Valle del Sosio e la zona del Corleonese. Ad arricchire il flusso turistico contribuiscono il complesso monumentale della Badia, i vari conventi, oggi utilizzati per altre attività, e le numerose chiese di interesse artistico. Tra queste spicca senza dubbio la chiesa di San Sebastiano, un vero e proprio gioiello artistico che merita di essere raccontato. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen.
La chiesuzza di San Sebastiano. Per tutte le gente del mondo, che sono cristiane o non lo sono, c'è una lezione che possiamo imparare che ne aiutasse a tutte a migliorare. La maestra che ne fa scuola, senza bisogno di dire parola, è la chiesuzza di San Sebastiano, che con lo castello si sparte Luciano a chiusa sclafane dalle monte secane. La lezione che a tutte ne fa è una lezione di umiltà. Tagliandola di fuori a quella vide, alle sue bellezze con ci crede. Con da modesta affacciata, senza petise, pare la più poveredda chiesa del paese. Ma le bellezze idda ingia le tieni chiuse, dalla grazia di angeletti amorosi, dalle stucche che per la grande maestria all'ozzo d'Italia diventano poesia. E dalle scene pittoresche delle sue stupende affresche. E questa è la lezione di umiltà che ricche e poveredde idda ne fa. A fumo e arroganza non dateci importanza. Musciate le bellezze del vostro cuore, lasciatele perdere chi destigliore. Campate con umiltà e sobrietà e con lo cuore pieno d'amore e carità. La chiesa di San Sebastiano è dedicata al santo martire venerato come protettore contro le epidemie. Nei primi anni del 1600 il principe Don Marco Antonio Colonna, conte di Chiusa, acconsentendo alle preghiere e alle insistenze della figlia Isabella e del di lei precettore padre Don Paolo Paternostro, diede ordine che fosse edificata a sue spese una chiesa dedicata a San Sebastiano. Sembra che nel periodo antecedente alla fondazione dell'attuale chiesa di San Sebastiano in piazza Castello ne esistesse un'altra omonima in contrada Martusa che era proprietà di Don Paolo Paternostro. Trovandosi questa chiesetta in cattive condizioni, tramite l'interessamento del vicario foraneo Tommaso di Termini di Chiusa, fu deciso di abbandonarla e costruirne una nuova più abbellita e decorosa. La chiesa sorse di fronte al palazzo di Isabella, un tempo castello del conte Matteo Sclafani, fondatore del paese. I lavori per la costruzione della chiesa furono realizzati in 4 anni, dal 1623 al 1627, quando il paese era sotto la signoria di Marco Antonio Colonna, conte di Chiusa. Per la realizzazione della chiesa fu necessario acquistare e demolire 2 case terrane per poter ampliare l'area di costruzione. La pianta della chiesa è di forma rettangolare a navata unica con 4 cappelle laterali, 2 per ogni lato. La semplicità della facciata principale, oggi realizzata con intonaco su pietra, è in netto contrasto con la copiosità degli arricchimenti artistici interni alla chiesa, mentre le facciate laterali mantengono oggi l'aspetto originario in pietra. Accanto alla facciata si erge il campanile a pianta quadrangolare, la cui parte terminale è decorata con mattoni di ceramica policroma. Inoltre 3 ordini di finestre monoforo e diversi cornicioni ornano l'intera struttura. Il portone d'ingresso principale, sormontato da timpano a capanna, è caratterizzato da presenza di un portale in pietra con 2 colonne laterali. Un altro portale secondario in pietra intagliata si trova sul lato sinistro della chiesa. La decorazione interna della chiesa fu completata in un arco di tempo che va dal 1685 al 1719, con l'intervento di artisti e artigiani locali provenienti anche da paesi limitrofi. Era quello il periodo dell'arte barocca, per cui l'interno della chiesa porta l'impronta culturale di uno dei suoi esponenti principali, Giacomo Serpotta, maestro stuccatore palermitano. Egli si distinse nell'arte dello stucco e fu lui ad inventare una nuova tecnica chiamata allustratura, termine siciliano che indica la levigatura o lucidatura degli stucchi. Alla realizzazione degli stucchi e delle pitture contribuirono tra gli altri Orazio Ferraro proveniente dalla vicina Giuliana, Vincenzo Messina, scultore e stuccatore di Partanna, Benedetto Marabitti, di Chiusa, il quale contribuì anche alla realizzazione dell'altare principale della chiesa di Santa Caterina. Altro artista chiusese che contribuì ai lavori di abbellimento della chiesa di San Sebastiano fu Giuseppe Busacca, lapicida e stuccatore. Abbiamo chiesto al professor Giuseppe Cacciabaudo la sua opinione su questo gioiello di arte barocca.
Professore, lei non è nativo di Chiusa Sclafani, ma ha vissuto per tanti anni in questo territorio. Sicuramente ha avuto l'occasione di visitare la chiesa di San Sebastiano. Cosa ha provato quando vi è entrato per la prima volta? Allora, io effettivamente non sono nato a Chiusa, però da quasi 50 anni, diciamo 47, che vivo a Chiusa. Naturalmente sono entrato tante volte ormai in questi anni in questa chiesa, però la prima volta mi ha riportato nella mia chiesetta di San Giuseppe a Burgio, che è una chiesa barocca molto simile a questa. E il barocco in queste circostanze ci narra di tante cose. La prima cosa è che il fedele, l'uomo che entra in chiesa, viene un po' preso da una meraviglia incredibile. Ecco, questo è quello che ho provato, una meraviglia, una specie di incantamento per la bellezza degli stucchi. Ecco, e gli stucchi che sono nella chiesa di San Sebastiano sono tipicamente appunto del Serpota o della sua scuola, che sono del 1600, che nascono dopo la Controriforma, e in un certo qual senso la Chiesa vuole un po' dare con forza gli indirizzi alla fede e in un certo qual senso riappropriarsi, riprendere quella egemonia culturale e spirituale. E il barocco in che senso dà questo? Il barocco, attraverso la rappresentazione dell'arte, cioè nel sacro, dà al sacro, lo rende, cioè a dire, visibile, perché quando appunto uno come me che entra la prima volta in chiesa o un fedele si sente così preso dalla meraviglia che vede l'altare, per esempio, che è straordinario, come in un clima di trascendenza. Quindi anche questo barocco ci porta ad avvicinarci al divino, cioè ci fa riflettere che ci troviamo nella casa di Dio. E inoltre la vera funzione non è quella del barocco di rappresentare la bellezza estetica, ma di aiutare, cioè insegnare attraverso la rappresentazione di queste meraviglie con gli stucchi, di portare a riflettere sulla condizione spirituale, umana, di avvicinarci attraverso la preghiera a Dio. È un rapporto di rendere l'invisibile visibile. E poi una cosa, naturalmente, che mi sono posto è perché oggi, anche se ci sono grandi artisti o maestranze capaci di poter realizzare qualcosa del genere, non lo fanno. Perché mancano i mecenati, perché mancano i ricchi del tempo che magari davano il loro contributo. E analizzeremo probabilmente anche sicuramente perché lo facevano, e oggi ce ne sono pochissimi, e il perché l'artista di oggi non può farlo, forse ce ne sono pochi a poterlo fare per la poca conoscenza delle scritture, perché un po' si è lontani dalla fede e quindi l'arte nel sacro, se non conosce profondamente le scritture, non può rappresentare. Oltretutto, i mecenati del tempo, quelli che hanno possibilmente pagato per la realizzazione di un cartiglio, mi ha colpito sin da subito, in base alla sua domanda, quando sono entrato, quella frase in latino sotto un santo, che c'è scritta e si riferisce a Giobbe: eloquenza mia non sit tibi gravis. E naturalmente ci fa pensare immediatamente in italiano che il mio modo di parlare non ti sia rivolto a Dio pesante, gravoso, eccessivo.
che ti possa turbare. Ma Giobbe, noi sappiamo come sia stato angustiato, come sia stato gettato nella sofferenza. E quanti dei fedeli, ovviamente, vedendo questo carteggio con questa scritta, possano indubbiamente riflettere e capire che la loro posizione non è poi così diversa da quella che viene narrata da Giobbe. Questo è tutto. Grazie professore. Se dobbiamo parlare della decorazione plastico-pittorica della chiesa di San Sebastiano, dobbiamo fare riferimento a quello che è il valore spirituale che questi artisti hanno voluto lasciare ai posteri. La chiesa è intrisa di questo cammino spirituale che ci conduce attraverso le allegorie verso l'altare maggiore. Gli stucchi dell'altare maggiore eseguiti dal maestro Vincenzo Messina ci ricordano quello che è il trionfo della fede. L'occhio, entrati in chiesa, viene attratto da questa immagine grandiosa di questa grande aquila con le ali spiegate che ha al collo un cartiglio dove viene scritto e viene ricordato il trionfo di Cristo sulla terra. E sopra l'aquila viene cavalcata quest'aquila da un putto ben nutrito che sorregge, che suona una tromba, con un fazzoletto legato sulla testa a mo' di scugnizzo, diciamo, tra virgolette, napoletano, proprio per far capire che in questo contesto il putto non è un puttino alla serpotta, per intenderci, e nemmeno rappresenta Gesù, nemmeno rappresenta un angelo, ma è la raffigurazione di quello che l'artista voleva lasciare a noi, di quello che lui sentiva proprio per rappresentare il trionfo della fede. L'altare si sviluppa con due grandi colonne tortili che sorreggono un timpano spezzato, dove ai lati si possono riconoscere due grandi statue, una che raffigura Giovanni Battista e l'altra che raffigura il profeta Elia. Invece nella parte superiore troviamo seduti sulla parte antistante la trabeazione due grandi statue di donne, una che rappresenta l'umanità prima della venuta di Cristo e che sorregge il serpente come nel deserto aveva fatto Mosè, e l'altra invece rappresenta l'umanità dopo la venuta di Cristo, molto più giovane è molto più bella rispetto alla prima, perché proprio la redenzione avviene con la venuta di Gesù. In alto poi non ci sono grandissime decorazioni che riportano i putti e le allegorie, perché già il Messina aveva pensato a una rappresentazione un poco più tardo barocca rispetto alla chiesa intera. Troviamo poi al centro di tutto ciò una nicchia semplicemente decorata con delle foglie che racchiude al suo interno e custodisce la statua lignea di San Sebastiano, una statua di autore ignoto, ma che il dottore Antonino Giuseppe Marchese aveva riconosciuto come un'opera non firmata degli artisti, degli scultori lignei di Locascio da Chiusa, che al suo interno, proprio nella parte centrale, racchiude una reliquia che è il sangue del santo di San Sebastiano, donata dal Papa Urbano VIII
intorno alla metà del 1600. Per quanto riguarda invece la decorazione pittorica del cappellone, si deve alla maestria di Don Giuseppe Ferina, che era un sacerdote proprio del luogo di Chiusa Sclafani. Nella parte centrale della volta sul cappellone viene raffigurata l'ingresso del santo di San Sebastiano in paradiso, che viene accolto da Gesù, da Maria, con un'apoteosi di angeli e di santi, mentre sopra il putto sull'aquila viene raffigurata la deposizione di Cristo. Ai lati invece ci sono storie che raccontano la vita di San Sebastiano. Per quanto riguarda invece la decorazione pittorica della volta, si deve all'arte di Don Francesco Locascio, che era un pittore chiusese che ha vissuto contemporaneo al Ferina, che si sono occupati proprio della decorazione pittorica della chiesa. Rispetto al Ferina ha una mano molto più tecnica, dove le figure vengono rappresentate con una maggiore prospettiva, con una maggiore alternanza di colori e di composizione pittorico e plastica. E nella grande volta viene raffigurato in alto quella che è il riconoscimento del nome di Gesù. Quindi su quella base della lettera di Paolo viene indicata nella parte inferiore la Chiesa che combatte ancora, la Chiesa combattente, nella parte superiore invece la Chiesa trionfante accanto al nome di Cristo, perché come diceva San Paolo, davanti al nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi sulla terra, sui cieli, sulla terra e sottoterra, e così lui rappresenta l'apoteosi del nome di Gesù. Mentre ai lati, nella volta, vengono raffigurati scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, anche a riferimento a quelle che sono le grandi pale d'altare, le tele che si trovano negli altari laterali. I 4 altari laterali raffigurano, entrando a destra, San Lorenzo, il martirio di San Lorenzo, che viene messo su una graticola, ma la particolarità, a prescindere dalla tela che lo raffigura, sta nel fatto che la grande tela viene sorretta dagli angeli. Sopra gli angeli c'è un teatrino che raffigura con delle piccole statuine quello che avviene all'interno del quadro, cioè il martirio viene raffigurato sia in pittura che in scultura. In alto, nella lunetta della volta, c'è raffigurata ancora i simboli del martirio di San Lorenzo, che è una piccola graticola che viene portata dagli angeli, dipinta sulla volta. Di fronte a questo quadro, entrando quindi a sinistra nel primo altare, c'è la presentazione di Gesù al Tempio, dove troviamo Maria che presenta Gesù a Simeone, al vecchio Simeone, e questo lo vediamo riportato di nuovo sopra nel teatrino scolpito, quindi scultura, e poi successivamente viene riportato in alto, dove viene dipinto nella parte della lunetta sopra la finestra della volta il nome di Maria. Poi proseguendo abbiamo il secondo altare a destra, dove viene raffigurato il martirio di San Bartolomeo. San Bartolomeo, come sappiamo, è stato scuoiato vivo, e quindi vediamo questi carnefici che stanno scuoiando San Bartolomeo. Viene raffigurato come negli altri altari, pure all'interno del teatrino, e poi in alto vediamo un angelo che trasporta la pelle penzolante di San Bartolomeo. Di fronte a San Bartolomeo c'è il miracolo della Madonna della Neve, con la dedicazione della Basilica di San Giovanni, di Santa Maria Nuova, mi pare che è, o San Giovanni Laterano, non mi ricordo benissimo quale di tutte e due. E anche lì noi vediamo il nome di Maria, viene raffigurato questo miracolo della Madonna della Neve, quindi quando ha nevicato ad agosto a Roma, e quel posto dove praticamente ha nevicato viene edificata la basilica in onore della Madonna. E poi in alto abbiamo anche questo riportato nei teatrini, e nella parte più alta che anche qui c'è il simbolo del nome di Maria. Mentre nelle nicchie sovrastanti troviamo i 4 dottori della Chiesa, e che sono Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Gregorio Magno e San Tommaso d'Aquino.
Allora, possiamo dire che lo scopo principale della chiesa e dell'esposizione, quindi di tutta la decorazione all'interno della chiesa, è quella di istruire il cristiano a seguire un percorso, un cammino di fede terreno per arrivare poi a godere del paradiso. Entrando in chiesa si viene accolti da quelle che sono le virtù che sono le allegorie delle virtù. Ogni buon cristiano deve seguire nel suo cammino di fede queste virtù. E poi l'esempio dei martiri che noi troviamo nei quadri laterali delle cappelle laterali, che ci indicano chi ha sacrificato la propria vita per il Vangelo, come ha fatto San Lorenzo, come ha fatto San Bartolomeo, come ha fatto lo stesso San Sebastiano, o addirittura l'esempio di Maria, la madre di Gesù, che è stata disposta anche ad essere ferita, come aveva predetto lo stesso Simeone. E tutto il resto viene indicato da questo cammino di fede che si fa attraversando la navata per arrivare poi al godere di quello che il cappellone stesso ci vuole dire, cioè che la parte centrale del presbiterio ci indica, che è il trionfo della fede che avviene dall'unione del Vecchio e del Nuovo Testamento. Lo troviamo sotto con il simbolo di San Giovanni Battista per il Nuovo Testamento e di Elia per il Vecchio Testamento, lo troviamo sopra con l'umanità felice che regge la croce di Cristo, che è stata la salvezza, e l'umanità vecchia, ancora affannosa, che aspetta la venuta di Cristo. Ma tutto questo dove si unisce? Si unisce nel trionfo dell'aquila e del puttino che sorregge, che suona festoso questa tromba, che ridesta le anime per guardare verso ancora più in alto, dove c'è la deposizione di Cristo che ha sacrificato se stesso, che ha dato la sua vita per la salvezza dell'umanità. Ed è questo quello che un buon cristiano deve fare. Tutto ci parla della salvezza, compresa la parte del coro che sorregge l'antico organo della famiglia della Valle, degli inizi del Seicento, dove all'interno del coro viene raffigurato il Giosuè che danza davanti all'Arca dell'Alleanza. Anche la musica ci porta alla perfezione assoluta, che è il conoscere Dio, amare Dio e venerare Dio, cantando e suonando, tutto allegramente, tra butti festanti, festoni, ghirlande di fiori, tutto ci riporta a questa visione beata dell'eternità. Un particolare che va ricordato all'interno della chiesa di San Sebastiano: viene conservata una piccola statuina della metà dell'Ottocento di Gesù Bambino, seduto su una seggiola come era d'uso a Chiusa Sclafani, con altre 2 statue che si trovano conservate nella chiesa del Carmine e in quella di Santa Maria. Bisogna ricordare che fino agli anni 40 all'interno di questa chiesa esisteva ancora una confraternita dedicata proprio a Gesù Bambino, che si occupava di divulgare la devozione verso il Santo Bambino e festeggiava il bambinello la mattina di Natale con dei falò davanti all'ingresso della porta e con una festa vera e propria e una piccola processione. Ma la particolarità sta nel fatto che questa statuina non usciva, contrariamente alle altre 2, per la questua, ma veniva puntualmente rivestita con costumi, con abitini nuovi ogni anno, che venivano confezionate dalle sarte del quartiere con i ritagli degli abiti da sposa. Chi si era sposato nell'anno precedente dava in dono a Gesù Bambino i pezzettini di stoffa che erano rimasti nel confezionare il proprio abito da sposa, quasi come retaggio di propiziazione, di benedizione nei confronti di questa nuova famiglia che si andava a formare e di questo nuovo nucleo familiare all'insegna di Gesù Bambino. Abbiamo incontrato Don Salvatore Crimi, il nuovo parroco che da alcuni mesi opera a Chiusa.
A lui abbiamo chiesto: ci sono dettagli particolari negli affreschi che meritano attenzione? Alcuni di loro hanno significati simbolici o allegorici. La chiesa di San Sebastiano, come ben sappiamo, è stata fortemente voluta dalla famiglia Colonna. Aperta al culto nel 1628, se non erro, è uno scrigno di arte barocca. Il barocco, con tutta la sua importanza e con tutta la sua espressione, esprime la bellezza, la maestosità, lo sfarzo, e questo inevitabilmente richiama, tutto questo inevitabilmente richiama alla onnipotenza di Dio, alla grandezza di Dio. Ci sono tanti particolari nel complesso degli affreschi e delle sculture che parlano ad ogni fedele che vi entra, ma anche a qualsiasi visitatore. A me personalmente colpisce un particolare tra i santi che sono raffigurati al suo interno, ed è la statua, entrando a sinistra, ed è la statua di San Gregorio Magno, posta tra l'altro in quella che è la zona del transetto, in atto benedicente, è inclinato sull'assemblea, è proprio girato, orientato verso la parte proprio dell'assemblea, e la testa, un po' leggermente inclinata, lascia spazio, che richiama alla collocazione di questa statua, che è proprio nella zona del transetto, lascia spazio alla colomba dello Spirito Santo, che non aleggia come comunemente riconosciamo e vediamo in molte immagini, non aleggia sopra il santo, ma è proprio all'altezza dell'orecchio. Il becco è quasi dentro proprio l'orecchio del santo. Questa è un'immagine molto bella, esprime proprio la potenza dello Spirito Santo, che istituisce un servizio nella Chiesa e conferma tale magistero, che è appunto il magistero del grande San Gregorio Magno. Queste pitture sono state conservate bene nel tempo? Hanno subito restauri o interventi di qualche tipo? E allora, proprio perché mi trovo qui da alcuni mesi, ho una certa difficoltà a rispondere a questa domanda. Risponderò per impressione. Ad un primo sguardo complessivo nella chiesa di San Sebastiano, posso dire che gli affreschi si sono discretamente conservati. Le sculture no. Le sculture sono appesantite da uno strato di polvere che si è accumulata nel tempo, che non è facile rimuovere se non con un intervento proprio di restauro, e in alcune allegorie delle virtù che sono poste nella navata centrale mancano dei pezzi. Nel complesso la struttura ha delle lesioni importanti, una forte presenza di umidità nel prospetto esterno e una importante crepa nella volta centrale, che non ha una corrispondenza, non è molto profonda, quindi dal sottotetto non si vede, però è superficiale. Senza un intervento di consolidamento potrebbe allargarsi ancora di più e quindi creare una vera e propria spaccatura, cosa che non ci auguriamo nessuno. Penso che non sia mai stato fatto nessun intervento di restauro, viste le condizioni della chiesa. Invece nel tempo si è via via affrontato il problema specifico con delle soluzioni temporanee. La chiesa è stata infatti appesantita di lampadai, di applicchi che non sono perfettamente consoni allo stile della chiesa.
La chiesa viene utilizzata per fare dei concerti? E allora, sì, la chiesa di San Sebastiano nella fattispecie, mi si dice che già in passato è stata utilizzata per diversi concerti o della banda locale o per una rassegna anche di concerti che sono stati organizzati via via dal comune o da altri enti. Sono d'accordo. A dicembre e a gennaio di quest'anno abbiamo organizzato, o meglio, ho favorito l'organizzazione di 2 concerti in altre 2 chiese, uno a Sant'Antonio di strumenti a fiato, solo strumenti a fiato, e uno nella chiesa della Madonna del Carmine, un'altra chiesa di stile barocco, della banda musicale Gioacchino Rossini di Chiusa Sclafani. Non escludo che in futuro anche a San Sebastiano possiamo continuare a svolgere nella chiesa, in questo scenario così stupendo, dei concerti che abbiano appunto come possibile finalità una narrazione del luogo e soprattutto, ecco, del mistero che in quella chiesa viene ampiamente raffigurato. Tante grazie, Padre Salvatore. Anche il sindaco ha voluto dare un suo parere sulla chiesa di San Sebastiano. Signor sindaco, lei è da parecchio tempo che è sindaco di questo paese. A lei chiediamo: la chiesa ha avuto dal punto di vista economico un ruolo significativo nella vita della comunità nel corso degli anni? Conosco la chiesa e conosco un po' la sua storia e credo che in qualche occasione abbia avuto anche un ruolo dal punto di vista economico, perché più volte è stata scelta da coppie come luogo per celebrare il proprio matrimonio, tra l'altro coppie che venivano da fuori e non quindi locali, e di conseguenza hanno un po' sicuramente utilizzato strutture ricettive e quindi speso qualcosa sul territorio e lasciato di conseguenza un po' sul territorio. Credo che la Chiesa, così per le bellezze che ha, per la caratteristica che ha, abbia un grande potenziale e di conseguenza va tutelata, sicuramente restaurata. C'è qualcosa di particolare che vorrebbe condividere sul futuro della chiesa di San Sebastiano o sulla sua importanza per la comunità? Sì, mi auguro, il prima possibile ovviamente, di poter recuperare un antico progetto, un progetto che credo sia del 2001, che era allora di 1.000.000, vado a memoria, 1.970, 1.270.000 euro, che sicuramente nel momento in cui va rivalutato al preziario regionale attuale arriverà sicuramente intorno ai 2 milioni, che consentiva il recupero totale degli interni, degli stucchi della chiesa, e quindi un ritorno agli antichi splenditori, perché sono convinto che questa chiesa vada conservata e quindi preservata e lasciata al futuro in ottime condizioni. Purtroppo a quel tempo il progetto non è stato finanziato, ma da allora ad oggi mai nessun bando, assessorato ai beni culturali ha riservato alle chiese in Sicilia, che avremmo suggerito alla cura di presentarlo. Il comune purtroppo direttamente non può presentarlo perché la chiesa non è di proprietà comunale, è di proprietà della curia, e quindi deve essere la curia a gestire e a curare poi la presentazione del progetto. Ma noi come amministrazione sicuramente lo sosterremmo se fosse fattibile.
Quindi spero che prima possibile ci sia la possibilità, scusate il gioco di parole, di un bando, di un avviso, di qualcosa che consenta alla Curia di presentare il progetto, e poi politicamente faremo il nostro, ci metteremo tutto l'impegno per sostenere il progetto. Dall'altro lato, visto la numerose presenze di chiese diffuse su tutto il territorio comunale, che in qualche modo meglio, sicuramente che sono aperte, che in qualche modo diminuisce l'affluenza della popolazione su San Sebastiano, perché ognuno preferisce frequentare la chiesa del proprio quartiere. Forse se aumenta, un suggerimento che mi sento di fare, se aumentano le attività sulla chiesa di San Sebastiano, potrebbe essere sicuramente un luogo di aggregazione molto particolare. Tante grazie, signor Sindaco. Grazie a voi per l'intervista. Buongiorno, lei non è italiano, ma da alcuni anni vive a Chiusa Sclafani. Come mai ha scelto di venire a vivere in questo paesetto della Sicilia? Because it's a very interesting place to live. It's in the country, in the mountains. We love the mountains. And the people here are very kind. We're just very happy here. I don't know why we came here in the first place. I think we found here when we were on holiday. And we decided we'd like to live here. È rimasto soddisfatto della sua scelta? Very satisfied, yes. I shan't be changing. Durante questi anni ha potuto visitare la chiesa di San Sebastiano? Qual è la sua impressione? In there, you realise that it's not just two-dimensional. All the decoration is three-dimensional. There's lots of statues. It's very interesting in the church. The outside is not very beautiful, but inside is completely different. Okay, many thanks.